La seduta è aperta. Prego la Commissione di prendere posto. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prendere visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Congedi per la seduta odierna l'onorevole De Leo, l'onorevole La Rocca Ruvolo e Nunzia Albano. L'Assemblea ne prende atto. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine dell'eventuale votazione mediante procedimento elettronico che dovesse aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Siamo all'articolo 1. Bene, colleghi, siamo all'articolo 1. Qualcuno chiede di parlare? Prego, onorevole Burtone. Sull'articolo 1, giusto, onorevole Burtone? Sì. L'articolo 1, però non è per cominciare a parlare di causa. Siamo all'articolo 1. Presidente, intervengo perché considero questo provvedimento importante, educativo per la nostra comunità. Comiso viene individuata come una città che ha promosso la cultura della pace, ha lavorato per la pace. Ricordo quegli anni, Presidente, erano anni difficili. La NATO aveva deciso di installare dei missili proprio nel vecchio aeroporto per fronteggiare i rischi, i pericoli che sembravano venire dall'est. E devo dire che fu una iniziativa anche contrastata, pur avendo avuto il via da alcune istituzioni importanti, però nella comunità si muoveva qualcosa che vedeva il rischio del riarmo, il rischio nucleare e pertanto si misero in moto tante iniziative che hanno visto personaggi di grande rilievo che hanno posto il proprio impegno. Pio La Torre innanzitutto guidò un movimento che trascinò la Sicilia, le popolazioni della Sicilia, ma La Torre fu anche affiancato da esponenti significativi del mondo cattolico. Il mondo cattolico si mobilitò, la FUCI e soprattutto le ACLI. Allora le ACLI erano guidate da Capitummino, che frequentemente andava a Comiso, era presente nelle manifestazioni. Ricordo che anche in assemblea riprendeva questo tipo di riflessione attorno ai temi della pace, della necessità di ribadire un impegno comune per evitare che ci fosse un riarmo pericoloso per la comunità mondiale. E questo movimento fu affiancato anche dalle donne, lei lo ricorderà, Presidente. Ci fu il movimento femminista che si mobilitò in tante, andarono proprio quando c'erano le manifestazioni a Comiso per ribadire la loro ferma opposizione alla presenza di nuovi missili. E quella iniziativa si spostò anche in gran parte della Sicilia, alcuni comuni, quelli più vicini, penso a Vittoria. Allora c'era il collega Aiello che era un esponente di primissimo piano in quella comunità,
Vittoria operò per dare il segnale del non riarmo, così come anche le forze politiche, non solo, ripeto, il PC con Pio La Torre, che era il segretario regionale, si mobilitarono. Il collega Nello Di Pasquale ricorda l'esperienza che venne fatta dal movimento giovanile anche della Democrazia Cristiana. Quindi, Presidente, è un fatto importante ricordare quell'esperienza, però il disegno di legge che viene proposto non è soltanto un ricordo, è qualcosa di più. Perché, Presidente, viviamo una stagione difficile. In questo Parlamento più volte io ho preso la parola per ribadire l'impegno necessario per la pace, e sono stati innanzitutto gli enti locali che hanno promosso questo movimento, che poi ha portato a dei frutti, a dei risultati. Un movimento che ha messo a fuoco il problema della guerra in Ucraina, il problema di Gaza, il genocidio che si è consumato e si consuma a Gaza. E devo dire che oggi va ricordato che siamo al 4° anniversario della guerra iniziata in Ucraina e le speranze di pace non si intravedono. Ci sono trattative che più volte si riprendono, però quelle anche operazioni di tregua non hanno dato le risposte dovute. Io ho anche in quest'Aula ribadito l'importanza che durante le Olimpiadi che si sono realizzate in Italia ci potesse essere quello che 3000 anni fa veniva fatto in Grecia, cioè che le città si fermavano, le città in guerra si fermavano perché c'erano i giochi olimpici che volevano affermare l'importanza della convivenza civile. Quindi, Presidente, noi guardiamo con grande attenzione a quello che sta accadendo, anche perché la situazione non è per nulla rassicurante, cioè vedere che qualcuno si vuole sostituire all'ONU, che continuino le azioni di guerra. Ripeto, in Ucraina siamo al 4° anno di guerra e quando si parla di guerra si parla di distruzione materiale, noi li vediamo, le immagini, ma si parla anche di quelli invisibili, quelli che non vengono mostrati, dei bambini, delle donne, degli uomini innocenti che muoiono perché ci sono i bombardamenti, così come ancora oggi apprendiamo, mentre c'è la tregua, che a Gaza, ripeto, vengono uccisi bambini e quelli che dovrebbero essere aiuti che sono stati mandati non vengono posti nella utilizzazione da parte di quelle comunità. Quindi, Presidente, noi cogliamo questa occasione per dire che dagli enti locali torniamo a chiedere che ci possa essere nuovamente una mobilitazione. La mobilitazione che abbiamo visto, migliaia di persone, di giovani, di non giovani, che hanno percorso le strade delle nostre comunità per chiedere la pace, e lo hanno fatto con forza. Sì, oggi quel movimento è stato contagiato, fortunatamente, con un isolamento che si è determinato anche dalla violenza, e noi la violenza non la dobbiamo assolutamente accettare. Ecco perché utilizziamo questa norma dicendo che tutti gli enti locali debbono sentirsi città di pace. E per quel che mi riguarda, il comune che io amministro, Militello in Val di Catania, nei mesi scorsi si è mobilitato come realtà, come borgo, per dare una risposta rispetto ai conflitti che ci sono, per chiedere pace, ed è questo il messaggio che noi ribadiamo con Ragusa, una cultura della pace che bisogna diffondere a partire dalla scuola, ma anche nelle attività che vengono esplicitate dalle nostre realtà locali. La ringrazio. Grazie onorevole Burtone. Non si è iscritto nessuno a parlare, perciò procediamo per votare l'articolo 1. Parere del Governo, Assessore. Favorevole. Allora, grazie Assessore. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. L'Assemblea approva. Articolo 2. Parere del Governo? Favorevole. Allora, chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 2 viene approvato. Articolo 3. Favorevole. C'è un emendamento
3.1 è un emendamento tecnico. Ha già visto, Assessore, l'emendamento del Governo? Sì, perfetto. Della Commissione è favorevole? 3.1. Perciò l'emendamento, chi è contrario si alzi, chi è favorevole rimane seduto. È approvato. Votiamo l'articolo 3 come emendato. Votiamo l'articolo 3 come emendato. Chi è contrario si alzi, chi è favorevole rimane seduto. L'articolo 3 è approvato. Articolo 4. L'emendamento 4.1 C'è l'emendamento 4.1 della Commissione. Parere del Governo? Favorevole. Allora, chi è contrario si alzi, chi è favorevole rimane seduto. L'emendamento viene approvato. Approviamo l'articolo 4 così come emendato. Chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 4 viene approvato. Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Si vota per l'articolo 5. Chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 5 viene approvato. L'articolo 6, non ci sono emendamenti, chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 6 viene approvato. Bene, il voto finale lo daremo. Il voto finale si darà giorno 3, martedì, giorno 3 marzo, alle ore 15, nella seduta successiva. Passiamo adesso alle interrogazioni. Prego. Grazie, Assessore. Interrogazione numero 1663. Chiarimenti in merito allo stato di avanzamento della spesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla Sicilia. Richiede l'onorevole Catanzaro. Si può? Non c'è l'onorevole Catanzaro. Allora, si trasforma in scritta. Si trasforma in risposta scritta, Assessore. 1675. Chiarimenti sul taglio dei fondi destinati alla salute e al sociale per destinarli all'assistenza tecnica per la spesa dei fondi per lo sviluppo e la coesione. Giambona. Onorevole Giambona, si può trasformare in scritto o la vuole? Prego, Assessore. Grazie Presidente. La 1675 dell'onorevole Giambona, corretto? Sì. Onorevoli deputati, con riferimento all'interrogazione in oggetto, acquisiti i necessari elementi informativi dal Dipartimento regionale programmazione, si rappresenta che con delibera numero 41 del 9 luglio 2024 il CIPES ha approvato l'assegnazione delle risorse dell'FSC 21-27 a favore della Regione siciliana, di cui all'accordo per la coesione della Regione stessa stipulato il 27 maggio 2024 dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per un importo complessivo pari a 5,3 miliardi circa, di cui 331 milioni circa destinati al cofinanziamento dei programmi europei FESR ed FSE del ciclo 21-27. Con la deliberazione 359 del 14 novembre 2024, la Giunta regionale di Governo ha approvato la versione definitiva dell'accordo per la coesione di cui alla predetta delibera CIPES 41-24, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. A far data dalla pubblicazione della delibera di assegnazione delle risorse, i dipartimenti, i centri di responsabilità hanno avviato le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi linee di azione. Per quanto concerne in particolare le linee di azione, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera CIPES, i dipartimenti avrebbero dovuto avviare le attività per la selezione degli interventi. A tal fine il Dipartimento Programmazione, cui è demandata la competenza per la linea di azione 1202, avente per oggetto assistenza tecnica all'accordo di coesione e rafforzamento governance e capacità amministrativa, per un importo di 76,5 milioni circa, ha avviato le attività di perfezionamenti necessarie all'implementazione delle misure di assistenza tecnica a supporto della gestione
e dell'attuazione dell'accordo medesimo entro i termini previsti per le linee di azione di cui al summenzionato articolo 6 dell'accordo di coesione, sulla base del piano delle attività di assistenza tecnica FSC 2127 afferente all'area tematica capacità amministrativa numero 12, apprezzato con deliberazione di giunta regionale 447 del 27/12/24, in conformità alla proposta di cui alla nota del Dipartimento competente. Appare utile evidenziare che l'accordo per la coesione ha previsto il rafforzamento della capacità amministrativa al fine di favorire una governance efficiente ed efficace dell'accordo stesso, in grado tra l'altro di garantire maggiore semplificazione e trasparenza delle procedure e di incrementare le performance di pianificazione, gestione e sorveglianza delle strutture amministrative impegnate a vario titolo nella realizzazione degli interventi. A tal proposito l'accordo ha destinato all'area tematica 12 capacità amministrative risorse per circa 90 milioni, di cui 13 milioni di euro nella competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico e 76 milioni circa per il supporto all'attuazione e gestione dell'accordo nel suo complesso. Riguardo alla modifica dell'accordo, si evidenzia che con nota protocollo 58050 del 10 dicembre 24, il Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali aveva comunicato che gli interventi facenti parte dell'elenco allegato all'accordo per la coesione per un importo pari a 2,6 milioni circa, afferenti all'area tematica 10 sociale e salute, oggetto dell'interrogazione in esame, erano stati oggetto di finanziamento nell'ambito delle misure previste dal PNRR e pertanto, al fine di non incorrere in doppio finanziamento, ne aveva proposto la sostituzione con 2 interventi afferenti alla medesima area tematica. Gli interventi sostitutivi sono quelli indicati nella tabella 2 e sono uno per 500.000 euro localizzato nel comune di Comiso con progetto denominato adeguamento e ristrutturazione fornitura di attrezzature e arredi dell'asilo nido di infanzia, e l'altro localizzato nel comune di Ramanusa avente per oggetto ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'asilo comunale. Il residuo importo pari a 1,5 milioni circa è stato attribuito alla linea di azione assistenza tecnica all'accordo per la coesione e il rafforzamento governance e capacità amministrativa, la cui dotazione complessiva si è quindi assestata a un importo pari a 78,1 milioni di euro, nell'ambito dell'area tematica capacità amministrativa, ad esito della modifica dell'accordo avvenuta con nota 25926 del 16 dicembre 24, in conformità fa firma il Presidente della Regione, in conformità alla proposta di cui alla nota predisposta dal Dipartimento. A tale comunicazione ha fatto seguito la seduta del Comitato Tecnico Indirizzo e Vigilanza, tenutasi il 20/12/2024, durante la quale non è emersa alcuna criticità. Successivamente la conferma di avvenuta riprogrammazione dell'accordo per la coesione con nota 276 del 31/12/24 dell'Onorevole Ministro per gli Affari Europei e infine la presa d'atto da parte della Giunta regionale con deliberazione numero 6 del 23 gennaio 25. Appare utile rilevare che l'importo assegnato all'area tematica 12, ridetta capacità amministrativa, per un importo pari a 91,1 milioni, risulta ad oggi ampiamente inferiore rispetto alla misura massima del 4% previsto dall'FSC 2127, al lordo delle anticipazioni ma al netto del cofinanziamento dei programmi regionali europei, per una dotazione FSC 2127 pari complessivamente a 5,23 miliardi di euro, così come previsto all'articolo 3,3 dell'accordo per la coesione. Ad oggi, in particolare, l'importo destinato all'assistenza tecnica a supporto della gestione e attuazione dell'accordo è pari all'1,7% rispetto alla dotazione dell'FSC 2127. Preciso che la mia risposta è formulata su delega del Presidente della Regione. Grazie. L'onorevole Giammona si dichiara soddisfatto? Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Assessore, ho ascoltato con attenzione la sua risposta, che non fa altro che riprendere fondamentalmente alcuni dati che io puntualmente ho inserito nella mia interrogazione e di fatto conferma quel dato, conferma quella notizia, ovvero che risorse, e stiamo parlando
di 1,5 milioni di euro, quindi ben 1,5 milioni di euro, che erano inizialmente destinate a alcune misure volte a migliorare il nostro sistema sanitario, ospedaliero e non, avuto riguardo anche ai nostri distretti sociosanitari, al nostro sistema sanitario di prossimità o ancora agli asili nido e a ogni servizio di welfare sul nostro territorio siciliano, in funzione di questa decisione tendente a riprogrammare appunto queste disponibilità economiche, è stato scelto di distoglierle da queste finalità socio-sanitarie affinché venissero poi utilizzate per l'assistenza tecnica. E allora io dico a lei, all'assessore, che tra l'altro chiude questa sua risposta riferendo che i dati vengono forniti dalla Presidenza della Regione, nel rappresentare il fatto che lei rappresenta, oltre che nel ruolo di tecnico, anche un rilevante ruolo dal punto di vista politico, e nella sua di risposta non ho avuto modo di riscontrare alcun tipo di valutazione rispetto a quella che è stata la scelta politica posta in essere dal Governo, tendente a tagliare risorse che erano destinate da quello che era l'accordo quadro da lei ben specificato sulle finalità sociosanitarie, per indirizzarle su altri fini. Del resto ricordo a me stesso che ci sono ben altre misure a cui si può attingere per portare avanti le attività dell'assistenza tecnica. Lei stesso l'ha citato, l'1,7% di quelle messe a disposizione che finanziano i vari interventi. Ma siamo sempre a fare la medesima considerazione. Questo governo regionale e questa maggioranza probabilmente ha una sorta di avversione. Ha un'avversione rispetto a quelli che sono le esigenze di intervento, rispetto a chi è che ha bisogno, rispetto a quelli che sono i fragili, rispetto a quelle che sono le esigenze del quotidiano, delle persone che oggi non possono essere in quest'Aula perché non hanno voce, e noi come Partito Democratico riteniamo dare loro la possibilità di essere ascoltati, anche facendo emergere come questo atteggiamento, questo comportamento di scarsa attenzione da parte del governo regionale a queste tematiche oramai è una costante. Assessore, lei non è solamente un tecnico, lei guida un assessorato importante che ha anche adempimenti in ordine a quelle che sono le attività di vigilanza, di coordinamento della spesa tutta dell'amministrazione regionale. Giusto oggi abbiamo visto un articolo di giornale sul quale si evidenzierebbero problemi sulla messa a terra su alcune misure proprio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul fascicolo sanitario elettronico, 60 milioni di euro sarebbero a rischio. Come altra notizia, ritornando sempre sul tema delle fragilità, che ci ha lasciato letteralmente di stucco e con grande enorme imbarazzo e mortificati, ovvero quello che 5 milioni di euro sarebbero andati persi sulla misura del dopo di noi. Una misura sulla quale noi come Partito Democratico abbiamo lottato a livello nazionale e a livello regionale per salvaguardare coloro che sono in disabilità, e una regione come la Sicilia che non dà risposte a coloro che si trovano in queste condizioni, oggi non si può permettere di perdere 5 milioni di euro. E allora io chiedo lei, Assessore, la sua azione, l'azione del Governo non è solamente quella di portarci qui il compitino e dire dal punto di vista, per così dire, della programmazione cosa si è fatto, ma darci anche il resoconto di quella che è la vostra condotta e di quella che è la vostra azione politica, che anche sul tema del dopo di noi è assolutamente fallimentare. Perdere 5 milioni di euro che vengono ritornati al mittente è qualcosa di assolutamente inqualificabile. Allora io invito il governo regionale, tutta la maggioranza, a fare una ricognizione puntuale di quelle che sono le risorse che ad oggi ancora non sono state spese. Stiamo arrivando ad una data, quella del 30 di giugno, che segnerà, per così dire, una valutazione tecnica, ma soprattutto politica, di quelli che saranno i risultati della gestione del centrodestra in Sicilia, specialmente sull'utilizzo delle risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non vorremmo stare qui a commentare nelle prossime settimane un risultato disastroso, ma purtroppo le anticipazioni ci sono tutte. Relativamente all'interrogazione, sebbene ringrazio l'assessore della sua puntuale ricostruzione dal punto di vista normativo, non posso che dichiararmi non soddisfatto della risposta stessa. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Allora, interrogazione 1712, notizie e conseguenti intendimenti urgenti in ordine ai ritardi dell'attuazione del PNRR ed al mancato utilizzo dei fondi. Lavardera si trasforma in scritta, Assessore, per mancanza del proponente. 212. Intendimenti in merito all'incremento del Fondo Sicilia, con particolare riferimento alle risorse destinate a nuovi investimenti. Onorevole Venezia è assente e di conseguenza si trasforma in risposta scritta. Numero 213. Intendimenti in merito al rifacimento del plafond destinato all'abbattimento degli interessi sui mutui erogati a microimprese e piccole e medie imprese nell'ambito del Fondo Sicilia. Proponente l'onorevole Venezia, che è assente. In accordo con il proponente si trasforma in scritta. Interrogazione numero 1744. Chiarimenti in ordine dei persistenti ritardi nelle procedure di acquisto dei farmaci da parte della Centrale Unica di Committenza. Proponente l'onorevole Di Paola, che è assente, si trasforma in scritta. 217. Intendimenti in merito alla tempestiva fornitura dei nuovi farmaci all'efficientamento della Centrale Unica di Committenza. Catanzaro, per accordo col proponente, si trasforma in scritta. 1756. Chiarimenti in merito all'esecuzione della all'esenzione della tassa automobilistica in caso di cessione del veicolo a concessionari o rivenditori di auto. Venezia, con accordo con l'onorevole, si trasforma in scritta. 1775. Notizie in ordine alla copertura finanziaria e la sostenibilità degli interventi previsti nella manovra correttiva regionale, con particolare riferimento agli impianti per il trattamento dei rifiuti. Il proponente l'onorevole Lavardera, si trasforma in scritta. Interrogazione 1799. Interventi urgenti di sensibilizzazione in merito al divario digitale in Sicilia. Proponente Lavardera, si trasforma in scritta. 1816. Interventi urgenti in merito al blocco della mobilità di 2 dipendenti AST verso la società partecipata SAS Sicilia Servizi, in apparente violazione della normativa regionale ed in contesto segnato da possibili condizioni esterne. Onorevole Lavardera, e si trasforma in scritta. 1838. Notizie urgenti sulla trattativa con il Governo nazionale per la compensazione delle minori entrate IRPEF della Regione Siciliana. Proponente l'onorevole Lavardera, si trasforma in scritta. Bene colleghi, le interrogazioni sono finite, l'Aula viene rinviata a giorno 3 marzo alle ore 15 per la rubrica Turismo. La seduta è chiusa.